Femmine di 3 anni al via in questo miglio: Gravina MF, Gemma Griff Unexpected Tile, Giselle Trio e Giulia Italia, che chiude favorita su Gravina MF, che però ha il vantaggio della corda e rientra bene a Unexpected Tile, mentre al largo c'è anche Giulia Italia, serrato sotto invece Gemma Griff, che precede Giselle Trio alla corda. I 200 iniziali se ne vanno in 14,7 con Gravina MF leader nei confronti di Gemma Griff. All'esterno Unexpected Tile con in schiena Giulia Italia, poi Giselle Trio a chiudere. Il quintetto procede abbastanza ravvicinato dopo 400 metri di gara completati in 29,9. In vantaggio Gravina MF, che ha fatto valere la posizione e ora conduce a metà della seconda piegata, trascinandosi sempre Gemma Griff e Giselle Trio. Percorsi esterni fin dal via invece Unexpected Tile e Giulia Italia. 45,6 per i 600 davanti alle tribune. Quintetto ancora abbastanza ravvicinato con la leader che comunque completa il giro con un parziale in 15,1, 1 minuto e 7 decimi. Giulia Italia sempre in scia a Unexpected Tile, ne sfrutta al massimo la schiena e ora al chilometro in 1,15,9, sbotta di galoppo Giulia Italia. E così rimane in testa Gravina MF Numero nei confronti 5, di Giulia Italia, Gemma squalificato. Griff. Cala anche Unexpected Tile, sarà sotto anche Giselle Trio e quindi il terzetto alla corda con Gravina MF in vantaggio su Gemma Griff e Giselle Trio. Allunga nuovamente Gravina MF quando siamo al completamento della piegata. Parziale ora in 14,9 per Gravina MF. Gravina MF nel finale controlla agevolmente la situazione e viene a vincere bene nei confronti di Giselle Trio, che all'interno rimonta Gemma Griff. 1,14,8, 29,5 a chiudere, vittoria mai in discussione per Gravina MF e Antonio Di Nardo. Ha sbagliato invece Giulia Italia ai 600 finali. Successo dunque per la lieva di Gennaro Casillo, Antonio Di Nardo, per conto del signor Stefano Sacchi.